Questo è il sesto intervento pionieristico del mondo, il secondo del mondo da donatore vivente, il primo eseguito per il secondo tempo totalmente in tecnica mini-invasiva, cioè in videolaparoscopia. Questa è una primizia mondiale assoluta. Un intervento eccezionale eseguito all'azienda ospedaliera di Padova su un 47enne con un fegato metastatico a causa di un tumore al colon. Un intervento che ha reso possibile ciò che prima non lo era, perché fino ad oggi per un trapianto tra vivi il donatore doveva dare il 70% del proprio fegato, una strada rischiosissima e poco seguita. Siamo riusciti a realizzare il trapianto utilizzando solo il 20% della massa del donatore, quindi con un intervento molto tranquillo, pochi giorni di decorso post-operatorio, la rigenerazione completa in 30 giorni e praticamente nessuna complicanza post-operatoria. E l'equipe del professor Cillo, con un intervento in 2 parti e della durata complessiva di 23 ore, è riuscita nell'impresa in questo modo. Il 20% non è sufficiente a sostenere la vita del ricevente. Abbiamo impiantato questo 20% del donatore vivente a fianco del fegato ammalato. Con delle tecniche molto particolari, molto sofisticate, abbiamo indotto una forte rigenerazione, ecco perché rapid. Questa rigenerazione ha esploso letteralmente il volume del fegato in 15 giorni, lo ha raddoppiato e quindi è diventato sufficiente a sostenere la vita del paziente. Abbiamo quindi in laparoscopia per la prima volta al mondo rimosso il fegato malato restante e lasciato il paziente con il trapianto. Un risultato sorprendente ottenuto con un intervento che per la prima volta al mondo apre alla possibilità di diventare donatori di fegato senza rischi. Noi apriamo un serbatoio di ulteriore donazione, non voglio dire illimitato, ma molto importante, perché tutti noi doneremmo il 20%, pochissimi donerebbero il 70% del proprio fegato.